Il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Guerrini ha visitato in questi giorni i luoghi colpiti dall'alluvione del 1° novembre e a Vicenza ha partecipato all'incontro nel corso del quale Confartigianato Vicenza ha iniziato a consegnare alle imprese associate alluvionate i propri contributi, così come sancito dall'Assemblea Generale dei Soci lo scorso 8 novembre. Ed è qui nel comune di Casalserugo che il presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Guerrini ha incontrato i sindaci dei comuni alluvionati e una rappresentanza delle imprese colpite. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Ad un mese dall'alluvione la mia presenza e quella di tutta la Confartigianato, lo vorrei sottolineare, a livello nazionale, a livello regionale e anche territoriale, è per sostenere chi ha avuto e chi ha subito l'alluvione, per dare una testimonianza che noi siamo vicini e non ci dimentichiamo e per ricordare a chi ha preso degli impegni, soprattutto a livello nazionale, nel mantenere gli impegni presi. Noi vogliamo che le risorse che sono state stanziate per venire incontro a queste difficoltà arrivino davvero senza dispersioni a chi ha subito i danni e la Confartigianato è qui per certificare che questo avvenga. Aprendo l'incontro, il presidente regionale di Confartigianato Veneto, Claudio Miotto, ha ricordato che la capacità di reazione manifestata dalle nostre imprese da sola non basta. Senza un aiuto concreto non potranno sopravvivere a lungo, ha detto, con grave danno per l'economia regionale e per quella di tutto il Paese. Ha aggiunto anche che una proroga di poche settimane per le scadenze fiscali e contributive non è sufficiente. Ha sottolineato infine il modo in cui il mondo dell'artigianato si sia già attivato e a questo proposito ha ricordato il €1 milione messo a disposizione dall'EBAV, che assicura contributi sia agli imprenditori e ai loro dipendenti per i danni subiti alle abitazioni, ma anche i €400.000 deliberati per le stesse finalità dall'ente bilaterale per l'edilizia. Un altro risultato concreto è poi il sostegno messo in atto da Confartigianato Vicenza che nello stesso giorno, alla presenza del sindaco del capoluogo berico Achille Variati e di quello di Caldogno Marcello Vezzaro, ha avviato la consegna dei contributi decisi a favore delle imprese associate, attingendo ad un apposito fondo di €150.000 disposto dall'Assemblea dei Soci tenutasi l'8 novembre scorso. Giuseppe Sbalchiero, presidente provinciale dell'associazione. Sicuramente un'iniziativa straordinaria per un evento straordinario, qual è stata l'alluvione che ha colpito circa 150 nostre imprese. L'iniziativa è proprio quella di dire diamo un contributo associativo a chi ha avuto questo danno e credo che l'eccezionalità sia data dal fatto che è la prima volta che l'associazione interviene direttamente con i propri fondi nei confronti delle imprese. Si può dire che Confartigianato è arrivata prima dello Stato? Ma io non farei una graduatoria perché poi chi ha subito il danno ha solo piacere di aver riconosciuto qualcosa. Noi siamo fra quelli che fanno, magari parlano meno, ma fanno.